Assessore alla cultura del comune di Corno di Rosazzo, perché quest'oggi a Visinale nasce questa iniziativa? Allora, oggi a Corno di Rosazzo ci sarà l'inizio del torneo dei borghi e il borgo Visinale quest'anno come addobbo ha deciso di creare l'addobbo vivente in occasione del centenario della Grande Guerra, perché qui 100 anni fa c'era il confine tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Ecco, per l'occasione avete chiamato me perché qui mio bisnonno faceva bisboccia, ecco, solo per quello. Perché una volta, 100 anni fa, qui si viveva molto bene. Dite plantempa cronache. Si viveva molto bene perché appunto zona di confine, c'era la dogana, c'era il contrabbando, c'era tante cose, c'era una zona di notevole benessere. Quindi oggi noi abbiamo voluto ricreare quella situazione, quel contesto. Senta, l'importanza di riscoprire anche le tradizioni storiche di un territorio che la guerra ha cercato solo di disunire, questa è la cosa importante. La guerra purtroppo è una cosa brutta, è una cosa che non si dovrebbe vivere mai perché non unisce, è una cosa che dobbiamo combattere il più possibile perché non avvenga. Dobbiamo cercare di ricordare, non dimenticare, proprio perché qui tra i due confini, anche se erano due nazioni diverse, c'era comunque amicizia, c'era la condivisione tra i due, c'erano i cittadini del Regno d'Italia e quelli dell'impero austro-ungarico che condividevano le cose. Purtroppo la guerra queste cose le divide, la guerra divide sempre e non possiamo permettere che queste cose accadano. Ecco, per la cronaca qua c'era il clap, di qua c'erano i furlans regniqui e di là c'erano i furlans imperiali. Non so cosa dirti qua. Nel senso che hai detto tu che poi io allego sì. Una cosa. Perché si cerca di riportare la storia in un certo senso in modo proprio friulano, ecco, questa è la cosa importante. Perché secondo me portare le tradizioni è importante perché la tradizione ti identifica e ognuno di noi è giusto che porti avanti la sua tradizione per il modo per riconoscersi, per identificarsi, perché ognuno di noi ha le sue tradizioni ed è giusto riscoprirle, riviverle e portarle avanti con fratellanza e ugualità. Fratellanza e egalità. Allora la fratellanza. Fraternità, egalità e maternità. Torniamo al discorso di prima, dobbiamo cercare di condividere le cose, di viverle insieme e per crescere, perché soltanto così si ottengono, l'unione fa la forza, questa è la verità. Suo Sindic, abbiamo iniziative per sposare la furlanità a 360 gradi. Ma sicuramente è un grande orgoglio per me essere il cittadino di questa comunità di qua, che ringrazio tutti i cittadini proprio per il lavoro che stanno facendo. Proprio due l'inaugurazione del torneo dei boss di qua. E veramente per chi che passa in di fur, che vede che sono addobbati, tutti i comuni, tutti i colori, tutte le iniziative che hanno avuto, è veramente incommiabile. Un grazie veramente di cuore a tutti i miei cittadini. E vengono tantissime attività, io ho invito tutti i cittadini da nostra regione a venire qua, perché oltre che il ballon, dicono che tanti altri paesi di solito fanno il torneo dei boss che sono di ballon è quasi vonde. Che viene la pallavolo, viene il basket, viene la corsa dei sax, la gara da torti per femmine, che stanno nelle nuove iniziative e noi vogliamo sventare tutte le iniziative che sono, ma nelle nuove iniziative anche la gara di ballo. Quindi noi estiremo proprio delle partite, quindi si fa questa del 15 in torneo dei boss, proprio con l'amministrazione di Loris Basso che io facevo parte e vengo voluto tornare a partire dal centro del paese e per un mese si vi darà tanti robe proprietà qua. Di no dismenteasse che qua si fa anche la dimostrazione storica del Zog d'Amore, la briscola, si sue di frezzotti di do. Un mese da che si cerca di coinvolgere tutti i cittadini di qua, dai più piccoli ai più grandi. No. Non sente il Plevan, allora signor Plevan, sei stato al Friuli Imperiale, andite bisogna là lì dei regniqui, perché che hanno 12 petest e hanno bevuto la miseria da famiglie di tutti che erano in che anades. E loro venivano a partire le sue insoddisfazioni di famiglia
la bestia che era di Benedetto, la stalla che l'aveva male. E scoglivi fa l'irrogazione per domandare un'india grazie perché lì di bene la campagna, se no è a sole di batti la fame, perdono, e la vita è a così grame, così misere, che non hanno né vestiti di poter mettere su, oppure i vestiti venivano passati di generazione in generazione finché l'ultimo restava senza niente e gli davi la colpa a lui, no? Che aveva consumato il vestito. Invece l'era già riciclato un 10 volte. Va bene, venga fuori una festa felice di punto di aggregazione con i miei amici e i miei parrocchiani, una benedizione particolare a tutta la popolazione. Ma che senti, però di là nel Sacro Romano Impero, ma qua però mi hanno detto che con chi di Savoia là si segnò in guerra, no? Ah, bene. Il Papa, se lo dice il Papa? Madonna, in lontananza lui c'è proprio, è un personaggio che non hai studiato, non l'hai conosciuto, però penso che sia stato una buona persona, probabilmente lo hanno fatto anche santo. Una volta passavano anche per sotto, anche là, a fame. No, ma sono così, no? Ecco, La famosa breccia di Portapia. Qua e vengono le portatrici da Chiarni, andiamo a sentire ciò che dicono. Come stai all'anno? Dimmi cosa devo dirti. Beh, può parlare anche in italiano. Faccia finta di essere cane. E cosa devo dire? Di Timau. Di Timau? Sì, sì. Sì. Tutto bene? È andata bene? Sì, sì, molto bene, grazie. Bene. Una bella festa anche. Classico accento carnico un po' marcato. Una un po' finta. Bene. Comunque la de bene non riesce che de come cominciare la fiesta. Cominciamo allora? Cominciamo? Sì. Let's go, come dicono gli inglesi. Let's go. Complimenti. Allora signore, cazzo mo stai là? La quarta. La quarta cai dure, no? Allora ne vedi che si faceva una volta, Ma se roba moderna. E viene dopo che si ora con la palude? Si tesseva bene una volta, no? Sì, viene dopo un'altra si ora a fare con le palude. Bene. Comunque vedi che la chiadreva va in davanti a mondo bene. Sì. Come ne volte? Come ne volte? Bene. Allora, la segna lavorare. Sì, grazie. Avanti. Anche imparare. Sai che si faceva così? Sai menona? Così, no? Plan. Bene, seppur all'epoca potendo dire che non erano chiamati a farsi accordi i patti lateranensi, ma il Vaticano è presente. Sì, ma tu devi tornare quando sei in Tignude, no? Perché come tu sai, ho venduto ho smesso di portare la macchina da Polente, ma però la Polente però la vengo. Se Polente dopo teatro, che tu? C'è un cavioti, tira sul pignato. Polente, Minestrone. Di quello penso. Sì, è musetto, no? Musetto. È il massimo per questo periodo scano. Sì, di caldo, no? E dopo la miseria, no? Sì, quando veniamo di più progresso faremo un migliore, no? Bene, ti lascio lavorare. Grazie. Ciao. Che vedenze che si propone? Che si propone qua? Si propone vino casalingo. Sì, e poi vai a fare etichetti 5 volte, No, sono senza etichetti. Vino da tavola, acqua naturale e frizzante. Dopo si va a dormire. Stiamo preparando la limonata. Bene. Se l'altra signora preparare. Benissimo, ok. Letti! Bene. Alt! Sentiamo gli sposi. Ma sei sposi di a tutto senso il pari, vise, no? Non sai, se tornassi da di 100 anni, allora intanto sentiamo il pari, sei contento che Sofia e con Volagno. Per dire la verità noi veduto l'ompa, per dire che se l'è contento sai. Sei di qualche banda? Sì, vorrei sbuddi via di lo prima, avevi di spesalo. Hai capito, ma sei italiano o austriaco? Non sai, mi auguro che sia italiano. Comunque le sempre sul confè. La novizia invece si dice. Io
devo ancora conoscerlo, questo marito, quindi sarà una novità. Una novità, si sposava anche quella volta così? Sì, sì. Scatola chiusa. Esatto. Per procura, Dio. Per procura della Repubblica, anzi procura della monarchia all'epoca. Esatto. Bene, allora la lasciamo convolare a nozze verso l'altare. Grazie. Un applauso alla sposa! Un applauso alla sposa, grazie, se non sei un funerale. Bacio la sposa! Allora, Federico, vuoi prendere come legittima sposa la qui presente Elena Butazzoni per amarla e rispettarla tutta la vita? Sì, lo voglio. Sì. Signorina Elena, vuol prendere come sposo il presente Federico per amarlo e rispettarlo tutta la vita? Certo, sì, lo voglio. Allora, unitevi con le mani, scambiatevi gli anelli e da questo momento in poi siete i coniugi Butussi.